A 8 giorni dal voto e con i sondaggi fermi, tocca ai politici orientare l'opinione pubblica cercando di convincere gli indecisi. Dichiarazioni dai toni amari tra ex alleati e promesse di future alleanze, dette a bassa voce per non scompensare gli equilibri di voto. Le promesse altisonanti, volte a conquistare le prime pagine dei giornali e di conseguenza l'opinione pubblica, fanno passare in secondo piano i programmi delle coalizioni e le possibili soluzioni per cercare di risolvere i malanni dell'Italia. Stamane, nella rassegna degli incontri preelettorali, presso il chiosco del Bar Saieva, un incontro promosso da alcune donne operanti sul territorio di Agrigento che hanno voluto manifestare pubblico sostegno al Partito Democratico. Un appello nato dal buon operato del PD e del suo segretario Bersani e raccolto dalla candidata alla Camera nel collegio Sicilia 1 Maria Iacono, che si è mostrata molto soddisfatta di questa iniziativa che porta le donne agrigentine ad interessarsi di politica sostenendo il Partito Democratico. Tante donne di questa provincia si sono messe in testa di uscire fuori con la propria voce per chiedere un voto per il Partito Democratico. Tante donne professioniste di questa provincia, tante lavoratrici, donne precarie, disoccupate, presidenti di associazioni che oggi si uniscono per fare un appello alle donne agrigentine proprio per dare un consenso al Partito Democratico, un partito che ha dimostrato di lavorare per rendere protagoniste le donne, lo sta facendo a livello nazionale, le donne in posizioni eleggibili dentro le nostre liste sono tantissime, raggiungeranno il 40% e questo sarà il nuovo Partito Democratico che si costruirà a livello nazionale. Come si vuole appellare a chi non vuole andare a votare, a chi si vuole astenere? Ma io faccio un appello a tutti perché l'astensione possa essere sconfitta. Noi abbiamo bisogno per ridare fiducia e sviluppo, crescita a questa terra, soprattutto al nostro meridione, soprattutto alla Sicilia e soprattutto a questa provincia che è sempre ultima in tutte le classifiche. Abbiamo bisogno invece di ridare dignità alla politica. Una rivalsa delle donne del nostro territorio che hanno deciso di investire la fiducia nel PD, ritenendo questo partito come l'unico che possa ridare dignità alla nazione con un progetto politico capace di dare migliore sorte anche alla Sicilia. Nasce proprio da questo l'appello di Annalia Todaro, docente e sostenitrice del Partito Democratico. Siamo delle donne non iscritte a nessun partito che abbiamo accolto l'invito del Partito Democratico e abbiamo messo insieme dei punti progettuali che riguardano sicuramente il mondo femminile ma riguardano anche una politica sociale a 360 gradi. In questo manifesto abbiamo inserito alcuni punti che riguardano il sostegno alla maternità ma anche la valorizzazione del lavoro alle donne, anche il sostegno ai disabili, quindi tutte problematiche che riguardano realmente molto da vicino il mondo delle donne che poi sono coloro che sostengono maggiormente il peso delle problematiche familiari soprattutto.